o condanna a morte, ci voleva solo permesso del procuratore. Ponzio Pilato disse sì, potevo condannare o salvare il nostro Signore. E Gesù obbredò di difficoltà. Pilato, che già stava in sussurro, vedendola così, tutta inghiaiata di certe. Ma che ha fatto questo Caruso? Niente vicino e la dimandava. Dove è il Signore? Me, può parlare? Gesù, senza rancore, so guardare e io rispondendo. Io porto la verità. Ponzio Pilato dicendo via lui. In quest'uomo non trova alcuna frode. Non appartiene forse ai Galilei? E allora, conducetelo da Erode. Erode antica, o figlia che non fava, che facette puritana la docente, ricevette a Gesù nel suo reame in coppa nutrono, bello e rilucente, e si facette pure schizzinoso, vedendo a Gesù tutto stupiato. Senti, guardando io così non lo so. Portatelo rimesso e ben lavato. Ma quando poi Gesù non rispondette ai domande che se lo faceva, cattiva assai Erode si facetta, ma condannare alla morte non poteva. Aveva fatto a Pilato grande oltraggio, a così poco riva o malamente. A Gesù lo facette grande armaggio, facendolo frustare ferocemente. E Gesù, nata notte, fu portata a botte, mazzate e fatimenta, vedendo operatoria da Pilato che aveva favorito l'innocente. Pilato si faceva assai pressione su guardare Gesù a così avvenuta. Adottai all'ebrea la condizione. O faccio la piana, e che sei tutto? E tutto quello che Gesù patente non si può dire, fa troppo male cuore. A furia della gente, a riducente una chiave, un colpo lo Signore. Però le ebrei non erano contenti. Gesù ha qui, figlia di mano. Ma sto è proprio tanto malamente, che io ho trattato peggio di male. A dimandare Pilato e sconcertato. Scegliete, uno solo può campare. Barabba ho visto fuori in guerra. Decidemi, e sti lui a chi ha già salvato? Salva Barabba e chi la sostegna. A Luccaina giorno e a Ciracano. E Pilato, pauroso che la gente con coraggio se ne lavava in mano.
figlio parrucchiere, Gesù contrae quello che chiamava sua. Ogni frustrato, ogni sudorniere, ogni sciaccato era una vittoria. Che dolore a vedere su Cristo vivo, senza una colpa, senza un peccato, l'uomo più onesto, eppure con maciglia, strunuto, scarpasato, martoriato. Vedete sto sangue lucente, lacrimiamo così, per mezza vita, sentire la mente e non poteva fare. Come aveva soffrito pure Maria. E Gesù fu lapidato in corpo alla croce e, dopo tanta pena sopportata, a mano destra, che dolore atroce, a botte martellate fu inchiuato.
o sacrificio è forte, assai lontano, ma l'uomo senza più compassione, giovare poi pure la damana, e dopo è viene senza emozione. E quando poi a croce curaizzata Gesù tremai tutto senza fine, ha scelto ancora sangue che straziata teneva a capo a una spina. Eppure chi mi chiama in niente, o figli di Dio restava bello e santo, e si sentiva niente. Papà, perdona tutto quanto. Perché tu mi asciuga, mi sento più dolore, a scoprire a tornare. Vuoi guardare, perché mi ha abbandonato, perché si chiude, e la strada sopra, sono senza te. E Gesù poi scelto, Perché sì, ma invece la ramo povera acqua passai una spugna che accesa, un gobba la bocca ardente, arso, strappo. E fui allora che chiamando qua Gesù, con un sospiro sanguinante.
e un sole in cielo su scomparetta. Una restai sola, senza luce, e un freddo scendette in coppa a terra.
diavolo, è doveroso porgere un grazie a tutti voi per il tempo che ci avete dedicato da parte del Maestro e degli amici del gruppo che attraverso la musica, il canto e la recitazione ci hanno regalato momenti intensi di spiritualità. A partire dalla mia destra, Gerardo, Carmela, Carmen, Pina, Emilia, Elvira, Anna, Milena, Luisa, Maria Concetta. Franco, facciamo un grande applauso a tutto il gruppo. Come sempre un grazie ai tecnici del suono Alessandro e Nicola. Un grazie all'Associazione Anni d'Argento e alla Presidente Professoressa Virginia Signori. Al fotografo Salvatore che trasforma in immagine i vari momenti dello spettacolo. A tutti voi amici auguro una serena Pasqua. Gesù che risorgerà porti pace nelle nostre famiglie, luce e speranza nei popoli martoriati dalle guerre. Dov'è Don Gerardo? Un grazie particolare a Don Gerardo. La Santa Pasqua sia per voi momento di luce e speranza del vostro ministero pastorale. Buon proseguimento di serata. Enzo, prima di finire volevo ringraziare gli amici dell'Associazione Artemisia che hanno esposto questi dipinti relativi alla passione. Quindi alla presidentessa di Santa Lucero, poi agli amici Andrea Italia, Bartolo Cavaliere, Antonio Cisanano e ci sta anche Andrea Italia e poi ci sta Vincenzo Liguri che pure è esposto. Quindi grazie a loro per aver contribuito alla realizzazione di questa serata e aver contribuito anche ad arricchire questo momento di cultura. Il prossimo appuntamento è per il 19 aprile con l'oratorio Resurrezione. E ringraziamo anche il nostro vincitore Enzo Raimo. Grazie per essere venuti. Grazie a voi.